Italia, sto morendo dall'umido, sto tornando, non sto morendo dal caldo, sto morendo dall'umido. Mamma mia, che robe pazzesche qua, sono ancora in Furlandia, però cavolo, nella pianura furlana c'è un'umidità pazzesca. Sì, novità, perché sto scendendo, mamma mia, veramente umido, incredibile, cioè arriverà un temporalone qua, veramente, proprio il cielo stracarico. Comunque vabbè, sto andando giù, pianura veneta, perché sono arrivate le sospensioni, quindi o stasera o domani mattina lascio giù il camper. Adesso vediamo come tornano i conti qui, i tempi, e bene. Poi il meccanico ha detto che il pulmino era piantato, non andava un cazzo e la turbina partiva tardi. Ha detto che guarderà anche quello. Beh, speriamo, cioè se va ancora di più meglio. Ok, problema risolto. Mi sono ricordato che avevo il clima, me ne ero dimenticato. Non lo uso mai praticamente, cioè preferisco le cose un po' più naturali possibile, anche perché sennò dopo me lo sento nella schiena, hai capito? Che belle strade tortuose ci sono qua in Finlandia. C'è qualcuno che chiede le pappe. Vogliamo le pappe? Sì, adesso ci fermiamo, faccio pappe anch'io. Cerchiamo un posto all'ombra, CP, perché qua è cavolo, c'è un clima veramente insopportabile. Momentaneamente stiamo da Dio perché abbiamo acceso il clima, per carità, possiamo accendere il generatore e accendere il clima dietro, per quello è che visto con la schiena che ho in questi giorni ho dei nervi qua dietro che è meglio di no. L'ho acceso tanto lassù in montagna, ma meglio dare un stop al clima, almeno con l'aria che mi batte nella schiena, quello intendo. Ringraziando Dio non ha mai imparato a salire sul sedile passeggero di sto camper, anche perché sì, me lo disastrerebbe, cioè l'altro era sbriciolato, che era in cuoio, diciamo, o finta pelle, adesso non lo so, ma sto qua che in Alcantara, figurati, Celestino tra l'altro, ciao. Invece per fortuna lei o sta nel suo posto, che è l'asciugamano, o sta qua. Italia, non vorrei essere antipatico e farti incazzare, però noi qua in Veneto e Friuli più che altro, soprattutto il Friuli, abbiamo un sacco di aree camper gratuite con corrente e l'autostrada è gratuita. Cioè io oggi non avevo voglia di stare per le stradine, ho preso l'autostrada, è gratis. Calma, che dopo non vengono fuori incomprensioni. È gratis l'autostrada dalla Furlandia, diciamo, adesso non mi ricordo da che punto, fino a Portogruaro, ok? Quindi questo tratto qua è gratuito, è anche molto piacevole perché guarda tutti i campi. Ho fame e devo mangiarmi una quantità considerevole di carote, in quanto ho letto che non contengono istamina, quindi vanno benissimo per questi miei temporanei problemi di allergie. Beh, però Italia, guarda, sosta l'autogrill. Tac, che se serve qualcosa ho anche il bar. Tac, che ho il bidone delle squasse, che devo svuotare le squasse. Tac, il CP, no, c'era già. E tac, dove abito oggi? Non abito, mi sono solo fermato, sbam, l'unico alberello con l'ombra. Perfetto, adesso teniamo aperto che passa aria e cuciniamo il cibo con quantità considerevoli di carote. L'ho già detto ma lo ripeto, cioè tipo una terrina piena di carote grattugiate. Italia, se non ti ho fatto vedere, guarda, tac, finalmente ho fatto il lavoretto delle tovagliette, non mi ricordo se te l'avevo detto, guarda, e così le prendi. Adesso vabbè, ho una mano sola, sto andando male, che non riesco a prenderla, non ho unghie, ecco, tac, e via, e le infili così. Serve liquidi pericolosi. CP, non sarà il massimo come ristorante, ma è papete se buone. Sì Italia, no, non ho preso la macchina, ci mancherebbe altro. Aspetta che tiro avanti perché mi sottappo. Ho lasciato allora qui il camper a rifare le sospensioni, a cambiarle davanti e dietro, quelle per carichi pesanti, ok, sono qui dove fanno camion. E già che ci siamo mi controllano il motore che era piantato,
E già che ci siamo, la candeletta, quella dell'accensione, che da quando l'ho comprato che mi segnava di cambiarla, non l'ho mai cambiata perché tanto bene o male partiva lo stesso, quindi mi cambiano anche quella. Le spazzole di tergicristalli che non solo sono andate, ma come si mette la retro su sta macchina qua? Forse è tutta a destra, tipo a mo' di sesta. E le spazzole di tergicristalli che erano da cambiare, più lunghe, e poi la cinghia che è nuova dei servizi che cigola, quindi che guardavano, quella ha sempre cigolato da quando l'ho messa su. Poi là anche la cosa, la retrocamera, che figa, che forte, sì, che silenzioso, mamma mia, bella sta macchina dentro, tanto figa. Kia, ma che roba? Roba da Sky qua. Mamma mia, che sprint a ste auto moderne. Ci credo che dopo la gente è insofferente a stare dietro Pullman, porca miseria. Ma guarda, la puoi collegare anche ad Android Auto, che è quella funzione di Android che ti consente di connetterti, diciamo, alla macchina. Certo che il navigatore, un po' di rispetto, ma io ogni volta che sto parlando, sto facendo un discorso, ti qua ogni volta sotto. Non si fa ste robe. Porca miseria. Allora, sono appena partito, ho pensato tra me e me, ma cosa servono le marce, che cavolo sei già subito in quinta o 90 all'ora, così subito. Porca miseria. Ragazzi, pensa se poi mi fosse così, sì, dovrei venderlo per pagarmi le multe. Ma vedi, come dico sempre a me stesso, no? Queste macchine così che vanno ad alte velocità, perché giustamente anche il telaio, le sospensioni, i freni, tutto quanto, no, consente queste velocità, il sprint del motore eccetera. Quando sei tipo ai 90 ti sembra di essere fermo, no? Ma qual è il problema? Che se tu sei 90 e ti sembra di essere fermo, cioè sono tutti che vanno via ai 20 all'ora praticamente, no? Cioè, concettualmente parlando, sono tutti lentissimi, vedi tutti lentissimi, non è che sono tutti lentissimi. Mentre col mio camper, che non ho ripresa e tutto quanto, ho più la strada libera, cioè mi sembra che il traffico sia molto, infinitamente più scorrevole. Su di roba. Wow. Va che bella, è il vecchio zuccherificio abbandonato. Mi sono pensato tardi di riprendertelo, l'hai visto lontano in controluce, bellissimo, spettacolare veramente. Abbiamo provato una volta a entrarci, però niente, le mura erano troppe alte, non ce la abbiamo rinunciato quella volta. Sarebbe da riprovarci, oppure anche da farci un giretto col drone. Il giorno dopo, hai visto che bravi e veloci, porco cane. Allora, io devo passare a prendere anche i risultati della gastroscopia, non so se faccio a tempo, quindi forse dormo fuori. Bene, così mi riposo, perché l'Alessia mi ha distrutto ieri, porca miseria. Cioè, vedi, stare distante dall'amorosa dopo che te torni e se cassi. Cioè, non più 20 anni in Italia, insomma, dai! Insomma, ha detto il meccanico che non ha trovato nulla di anomalo al motore, quindi probabilmente sia proprio il tipo di Mercedes, insomma, che non è molto sprintoso. È potente, ma non è sprintoso, diciamo, non ti dà l'acceleratina alla spinta. E ha detto che avevo le candelette, che erano 5, completamente andate. A me mi pareva aver capito che era una la candeletta, non 5. Comunque, vabbè, adesso vediamo, mi faccio spiegare meglio. E le sospensioni sono state cambiate, sia quelle davanti che quelle dietro, in più ovviamente mantenendo le sospensioni ad aria che già avevo. Minchia Italia, certo che passare dalla montagna qua, che sofferenza. Italia, ne ho spesi più che volentieri 30 euro di auto sostitutiva, perché le strade erano libere, curve a manette, e mi sono divertito, molto efficiente, bellissimo. Adesso è Luna Park, cazzo, una vita non guidavo una macchina, diciamo. Vediamo. Era qua. Boia che caldo. Mi ha riprestato la macchina perché non aveva il bancomat, allora sono andato a prelevare 1100 bomboloni di tutto quanto. Diciamo che sì, sono tantissimi soldi, però per tutte le sospensioni e tutti i lavori che ha fatto effettivamente sono molto pochi. E ben così andava fatto. Mi dispiace, non ho potuto farti neanche del video perché mi aveva fatto vedere le sospensioni e le candelette, quelle davanti erano proprio rotte. Ho detto guarda, come non ci fossero, e andavano, di fatti le muoveva, andavano su e giù con le mani tranquillamente. E le candelette
4 erano bruciate proprio e una ha detto non neanche provata perché tanto dopo le ha cambiate tutte, diciamo tutte e 5. Bene così, dai, bene bene. Per le prestazioni niente, ha detto è normale, però non si può montare la centralina nel mio perché è tutto meccanica, non è elettronica. Io non lo so, boh, si sentirà in giro. So, dalla macchina a Pullman c'è una differenza prestazionale notevole. Comunque tu sarai curioso in merito alle sospensioni. Allora ovviamente vabbè, il camper è un'altra roba adesso, chiaro, però mi aspettavo molto meglio, nel senso che comunque lui un po' può dondolare a destra e a sinistra, sì, non dondola, ok, ma lo vedi che si muove un pochino a destra e a sinistra. Questo perché giustamente ha le ruote tanto in dentro, il camper è tanto pesante, tanto alto e tanto largo, quindi va fuori dalle ruote, no? Quindi è chiaro che faccia sta roba. Sì, peccato, perché a me piacerebbe che lavorasse solo esclusivamente in verticale. Lavorava solo esclusivamente in verticale, magari appena preso che era completamente vuoto, hai capito? Un trucco che ho già detto e consiglio vivamente e vivacemente a tutti è quello di non mettere assolutamente nulla di pesante nei ripiani alti. Difatti io ho riprogettato un attimo tutta l'organizzazione navigatoria. Ogni volta che fai un discorso te mi parli su, ma non si può, vabbè dai. E allora ho riorganizzato il tutto per mettere la roba pesante sotto e la roba leggerissima sopra. Ora, non so se l'ho detto, la prossima tappa di adesso è andare al centro medico a ritirare le analisi della gastroscopia, no? Perché hanno preso tipo un tampone di roba, di schifezze per vedere cosa c'è. Speriamo insomma ci sia qualche batterio, in modo da sì, perché se non trovano niente io ho ancora un po' di fastidi e gonfiori eccetera, hai capito? Quindi altre visite ancora e avanti. Diciamo che l'attesa comunque è abbastanza un po' ansiosa, un po' uno stress. Per quanto ti abbiano detto che se c'era qualcosa di grave ti avrebbero chiamato subito, ma comunque, hai capito, non lo so, cioè, non è bello aspettare tutto questo tempo un risultato di una cosa interna, cioè non è che ti sei tagliato o robe del genere. Rieccomi qua. Allora sì, c'è scritto che ho la gastrite cronica. Vabbè, sentirò il medico perché non so se la gastrite c'entra anche lo stomaco è sopra, la parte sotto, perché io ho un po' di fastidi anche là, cioè no dolori o robe del genere, però mi sento un po' strano anche lì, non lo so. Guarda, aspetta, come ha sorpassato. In ogni caso, in anyway, per capire un attimo sto discorso della gastrite inizierò a studiare soprattutto i cibi che possono causare questa gastrite, no? Perché vedi, come il discorso dell'istamina, cioè tu vai dai medici, ti imbottiscono di farmaci, che poi i farmaci per carità possono a volte col tempo non essere più efficaci e portarti insomma in brutte situazioni, no? E perché io prendo ad esempio, no, l'istamina altissima che io avevo, vai a documentarti, e ad esempio la cosa più dannosa in assoluto per chi ha problemi di istamina, quindi per non far alzare l'istamina, scusa se ti parlo di queste robe, è mangiare i formaggi stagionati e i pomodori in tutte le loro salse, in tutti i loro modi, no? Quindi da andare a studiare le cause più che i rimedi, hai capito? Oh, come guida no, qua niente da dire, è tutta un'altra roba. Ho fatto tutte le stradine 80, 90, buchette, curve. Wow.